Preparativi prima dell'entrata in vigore del contributo d'accesso a Venezia. Sarà un esordio morbido, dice l'assessore al turismo Simone Venturini, dedicato più all'informazione che alle multe a chi non è in regola. Nulla è caduto in piazza del campanile di San Marco, a dirlo l'architetto Mario Piana, proto della Basilica, cedere all'interno della struttura piccoli frammenti di calcestruzzo. Omicidio di Margherita Ceschin, sono arrivate le motivazioni della Cassazione, mancanza di gravità indiziaria al difensore degli indagati, Crea, chiederò la scarcerazione. Valdagno molesta una minorenne sulla Corriera, le amiche reagiscono e lui fugge ma viene preso e denunciato dai carabinieri, nei guai un cittadino indiano. Dal Senato primo stop al numero chiuso per la facoltà di medicina, esulta la politica ma l'ordine dei medici frena. Reintroduzione della clausola antifascista per la concessione di spazi pubblici a Vicenza, il Consiglio Comunale adotta la formula soft, sarà sufficiente dichiararsi rispettosi della Costituzione. Stilata la classifica dei redditi medi pro capite dei comuni italiani, tra i capoluoghi veneti è Treviso il più ricco con oltre 28.000 euro contro i 23.000 di Rovigo. Domani, festa del patrono di Venezia, Antenna 3 trasmetterà la Santa Messa celebrata dal Patriarca Moraglia nella Basilica di San Marco. L'appuntamento con la nostra diretta a partire dalle 10. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano la vigilia dell'entrata in vigore del contributo d'accesso a Venezia. Sarà un esordio morbido, dice l'assessore al turismo del comune Venturini. Il conto alla rovescia per l'entrata in vigore del contributo d'accesso a Venezia è ormai questione di ore. Davanti alla stazione ferroviaria, uno dei principali varchi d'accesso alla città, fervono gli ultimi preparativi. Sul piazzale si affollano troupe televisive internazionali. L'obbligo di prenotazione a pagamento meno per l'ingresso in una città è un provvedimento senza precedenti, perlomeno in Europa, e l'assessore comunale al turismo Simone Venturini è impegnato in un autentico tour de force organizzativo e di comunicazione. Il mondo intorno a Venezia ama Venezia, il mondo anglosassone in particolare, quello di altre nazioni europee, guarda Venezia con molto rispetto e quindi è evidente che anche loro capiscono il nostro sforzo nel tentare di preservarla. Ma oltre all'estero c'è da gestire un fronte interno in cui inevitabilmente il dibattito è aperto, come approfondito nel corso di Ring. Non solo divergenze con l'opposizione, in questo caso il capogruppo Demac Farsetti Giuseppe Sacà, ma anche nelle modalità dei controlli che avverranno a campione, ad esempio della validità delle esenzioni. Chi non è in regola rischia sanzioni da 50 a 300 euro. Assessore, secondo me questa cosa del controllo è la più delicatina, mi sembra di vedere. Beh, sicuramente ci sarà io scrivo sono residente a Mogliano e voi come passo, trick, non pago, vado avanti. È esente. Ma non è vero magari, questo che dico, se io scrivo che sono residente dove mi comoda, perché è una tua certificazione. Certo, ma noi faremo dei controlli poi, Ferdinando, cioè noi andremo a verificare che quello che uno dichiara sia corrispondente al vero e chiederemo anche l'esibizione di un documento in caso di sospetti e questo non sia vero. Fermo lì. Al termine del programma, il sondaggio tra i telespettatori ha registrato un vasto consenso per il contributo d'accesso, la cui applicazione, perlomeno in partenza, sarà comunque molto morbida. Soprattutto un'attività di informazione e accompagnamento del visitatore nel suo percorso di regolarizzazione. D'altro canto il provvedimento è inedito e può non essere ancora conosciuto da tutti. Però lo scopo oggi è iniziare, farla funzionare, chiedere la collaborazione di tutti e non solo guardare al risultato del disincentivo di quel particolare giorno e di quante risorse la città ha inchiamerato, ma anche al risultato di sapere in anticipo quante persone arriveranno a Venezia il giorno dopo. E restiamo in centro storico a Venezia con la presunta caduta di pezzi di cemento dal campanile di San Marco. È tutto falso, dice l'architetto Mario Piana, proto della Basilica, appunto all'indomani della notizia. Sentiamo. Non cade nulla dal campanile, né sulla testa di chi ci gira attorno e sotto, né di chi va sopra a visitare e a vedere la città dall'alto. Nessun allarmismo dunque, nulla cade dal campanile di San Marco. A dirlo chiaramente l'architetto Piana è indignato della notizia che si è diffusa sui presunti problemi al Paron de Casa che parlano di caduta di pezzi di cemento armato. È ridicola questa informazione che è nata evidentemente da un titolo scioccamente allarmistico
che muove da un'intervista dove alcune mie spiegazioni sono state evidentemente non capite esattamente o travisate. Piana spiega il motivo per cui si è deciso di affidare un'indagine specialistica sullo stato del telaio interno della cuspide, che ormai ha più di 100 anni. Uno studio su quelle che sono delle sofferenze che qualsiasi struttura in calcestruzzo armato prima o dopo mostra. E non si tratta di coprispalle come è riportato nell'articolo, ma di copriferro, cioè di quello spessore di calcestruzzo che ricopre il telaio interno, l'armatura interna di cemento armato di qualsiasi trave o pilastro. E quando questo arrugginisce, si formano delle fessure che segnalano un pericolo, ovviamente, cioè un distacco, e segnalano il fatto che l'armatura interna ha cominciato a ossidarsi. L'ossidazione comporta un aumento di volume e questo provoca delle fessure. E niente di preoccupante, niente di allarmante. Ma che proprio per questo sarà analizzata in modo da poter scegliere il giusto intervento di consolidamento. Una volta capito cosa fare, capito qual è l'avanzamento del degrado, perché non è una cosa immediata, non è necessario intervenire né subito né urgentemente, ci stiamo solo preparando. Piazza San Marco, dove fervono i preparativi in vista della visita a Venezia di Papa Francesco domenica 28. Vediamo quindi nel prossimo servizio una prima mappa per capire come dovranno orientarsi i fedeli e tutti i presenti in città in occasione appunto della visita del Pontefice. Sta cominciando a prendere forma il suggestivo ponte di barche che collegherà la Salute a Piazza San Marco per il passaggio in papamobile del Santo Padre Francesco domenica 28 aprile a Venezia. Sarà la stessa struttura che viene utilizzata nel mese di ottobre per il passaggio della Venice Marathon con gli atleti. La visita di Papa Bergoglio, di cui ieri ricorreva l'onomastico, non bloccherà la città completamente, ma ci saranno, come ovvio, importanti modifiche dalla mezzanotte di sabato fino alle 14 di domenica, alle solite abitudini. La quasi totalità degli esercizi commerciali in Piazza San Marco, ad esempio, rimarrà chiusa e comunque non potrà iniziare l'attività prima delle ore 14. Il comandante generale della Polizia Locale di Venezia, Marco Agostini, dà alcune indicazioni di base. Nell'area marzana potranno accedere solo coloro in possesso dei pass di accesso, saranno prese dei controlli con metal detector e non potranno essere portate bottiglie, borse, oggetti contundenti e cose di questo genere, per cui si invitano tutti i fedeli che anche in possesso del pass di arrivare per tempo. Poi le modifiche al trasporto pubblico di linea CTV, come spiega il direttore della navigazione lagunare di AVM CTV, Gianluca Cuzzolin. Con l'installazione del ponte galleggiante, venerdì 26 cominceremo con alcune modifiche, per cui la linea 1 metterà la fermata di San Marco Vallaresso e la linea 2 farà capolinea a Vallaresso con fermata straordinaria a Salute. Poi domenica 28 a partire dalle 00 fino alle ore 14 saranno sospesi gli approdi di Salute, San Marco Vallaresso e San Marco Giardinetti e dalle ore 9 alle ore 14 sarà interdetta la navigazione tra l'approdo di San Tomà e l'approdo di San Zaccaria, per cui la linea 1 farà capolinea da un lato a San Tomà e dall'altro lato a San Zaccaria. La linea 2 farà capolinea dall'inizio dei servizi a Rialto fino alle ore 14. La cronaca ora dal Vicentino: molesta una minorenne sulla corriera, le amiche reagiscono, lui fugge ma viene preso e denunciato dai carabinieri. Molestie sul bus. È tardo pomeriggio quando un gruppo di giovani si trova a bordo della corriera SVT che da Cornedo Vicentino va a Valdagno. Un uomo di nazionalità indiana si siede accanto a una ragazzina minorenne. Approccia l'adolescente prima con sguardi e atteggiamenti allusivi e poi con carezze indesiderate sui fianchi della giovane, che a quel punto protesta e viene subito supportata dalle amiche e dagli amici presenti.
Una reazione concitata per cui il molestatore desiste e scende dal bus alla prima fermata di Valdagno, facendo perdere le proprie tracce. Ma la vittima non desiste e in centro storico, quando avvista la stazione mobile del Comando Provinciale dei Carabinieri di Vicenza, approntata nei luoghi della Movida a tutela della sicurezza pubblica, chiede subito aiuto ai militari raccontando l'accaduto e descrivendo il molestatore. Immediatamente vengono attivate le pattuglie di Crespadoro e Recoaro Terme, che localizzano il giovane straniero nascosto all'interno di un buio parcheggio seminterrato poco distante dalla fermata dell'autobus. Identificato, lo straniero è stato denunciato per violenza sessuale su minore. Ed ora la cronaca giudiziaria con l'omicidio di Margherita Ceschin, trovata morta in casa dopo essere stata assassinata, secondo l'accusa, da 2 sicari assoldati dall'ex marito. Ebbene, sono arrivate le motivazioni della Cassazione, sentiamo. Non ci sono gravi indizi del fatto che, secondo il costrutto accusatorio, il signor Lorenzon abbia dato mandato e altri abbiano eseguito l'omicidio. Quindi allo Stato, per quanto emerge dalle motivazioni della Cassazione, non sarebbero loro gli autori dell'omicidio della signora Ceschin. Margherita Ceschin fu uccisa il 23 giugno 2023 nella sua abitazione a Conegliano, aggredita, stordita con un colpo alla testa e poi soffocata mentre si trovava sul divano di casa. 12 pagine in cui la Corte di Cassazione ha motivato la decisione di accogliere il ricorso presentato dall'avvocato Fabio Crea, difensore del 79enne. Enzo Lorenzon, ex marito della vittima, è considerato il mandante del delitto, e Joan Maria Guzman, 41 anni, in carcere per concorso in omicidio. Lo stesso vale anche per il 38enne Sergio Lorenzo, difeso dall'avvocato Mauro Serpico. Le intercettazioni poste alla base dell'ordinanza di custodia cautelare degli imputati e i tabulati telefonici, secondo la Cassazione, sarebbero elementi poco significativi. Ora tutto torna al Tribunale del Riesame di Venezia, che dovrà decidere, ma sulla base di quanto emerso in queste ore, gli accusati di questo terribile delitto potrebbero tornare in libertà. Chiederemo che l'ordinanza di custodia cautelare in carcere venga annullata, spiega l'avvocato Crea. Se il Tribunale del Riesame accogliesse sulla base delle motivazioni della Cassazione le nostre richieste, saranno scarcerati. Lorenzon, che si trova in una casa di riposo per gravi problemi di salute, Guzman e Lorenzo, in carcere a Treviso, potrebbero tornare a casa. Così anche per José Luis Matteo Garcia, 29enne, anche lui di origini domenicane, arrestato in Spagna ed ora recluso a Belluno. Se la Cassazione ha ritenuto che nei confronti di coloro che erano stati intercettati, cioè Lorenzon, Guzman e Lorenzo, queste intercettazioni non sono sufficienti come eventi indiziari, a maggior ragione ritengo che la questione di mancanza di indizi debba estendersi nei confronti della persona arrestata in Spagna. L'omicidio di Margherita Ceschin, se tutto questo dovesse accadere, rimarrà senza colpevoli, almeno fino a quando non emergeranno nuovi elementi. Dal Senato primo stop al numero chiuso per la facoltà di medicina, esulta la politica ma l'ordine dei medici frena, sentiamo. Stop al numero chiuso per la facoltà di medicina. Arriva dal Senato il primo via libera. Il comitato ristretto della Commissione Istruzione di Palazzo Madama, quasi all'unanimità, ha votato a favore per adottare il testo base che cancella il numero chiuso per accedere alla facoltà di medicina. Tra i primi a manifestare soddisfazione per questa notizia è stato il governatore del Veneto Luca Zaia. Era ora, i grandi chirurghi e i medici si selezionano durante l'iter degli studi e poi si confrontano in sala operatoria, in corsia, non certo con un assurdo sbarramento iniziale con un test a crocette, ha detto il presidente della regione. In Veneto c'è una carenza di circa 3.500 medici. Anche il direttore generale dell'azienda ospedaliera di Padova, Giuseppe Dalben, parla di scelta positiva. Tutto quello che arriva dal punto di vista normativo che aiuti la maggior presenza appunto sia nel percorso formativo di base, parliamo di laurea per quanto riguarda i medici, sia nel percorso appunto di specialistico, quindi della specialità, tutto quello che arriva per aumentare il numero di professionisti che possono essere poi riversati nel sistema sanitario regionale, per noi è assolutamente importante. Anche perché la Giunta regionale ha approvato il nuovo piano di abbattimento delle liste d'attesa nella sanità, che dovrà essere discusso in 5ª commissione. In Veneto le prestazioni in attesa superano le 20.000, visite serali nei fine settimana, l'overbooking sono solo alcuni aspetti del nuovo piano. Avremo bisogno di più specialisti, avremo bisogno, il tema
soprattutto quello della avere specialisti al bisogno. Per il resto insomma la tecnologia c'è, va usata direi nelle 24 ore. Contrario invece allo stop del numero chiuso di medicina all'ordine dei medici. Questa non è assolutamente una norma di buon senso. Eliminare il numero chiuso significa che fra 10 anni, il tempo necessario per formare un medico, avremo una pletora di laureati che non avranno possibilità di trovare un posto di lavoro come medici, produrremo solo disoccupati, ha detto il presidente nazionale Filippo Anelli. È stato pubblicato il rapporto del Ministero dell'Economia e delle Finanze sui redditi dichiarati nel 2023. Tra le città più ricche spicca Portofino con un reddito medio di oltre 90.000 euro. Nella top 30 delle città più ricche d'Italia nessuna posizione per i capoluoghi delle province venete, i cui redditi medi pro capite si attestano tra i 20 e i 30.000 euro. Al primo posto tra le città più ricche della regione troviamo Treviso con oltre 28.500 euro di reddito medio pro capite, a seguire Padova che sfiora i 28.000 e poi Vicenza, Belluno e Verona attorno ai 25.500 euro. Ultime Venezia con 23.787 euro e Rovigo che supera di poco i 23.600 euro. Questi sono i redditi pro capite. Ed ora andiamo a Vicenza perché ieri si è riunito il Consiglio comunale. Il grande tema è stato quello della reintroduzione della clausola antifascista. Molto rumore per nulla. La montagna politica ha partorito un topolino. In giro si dice che a Vicenza sia stata reintrodotta la clausola antifascista, ma in realtà in città non torna la formula dell'epoca di Achille Variati. Per ottenere uno spazio pubblico non viene richiesto alcun esplicito ripudio specificamente del fascismo, ma piuttosto un più generico impegno a rispettare i principi, le norme, i valori della Costituzione italiana. Quello che si chiede è semplicemente di rispettare la Costituzione e di dichiararsi in questo senso antifascisti, perché la Costituzione ha questa natura. In effetti la Costituzione italiana è repubblicana e democratica ed è anche antifascista perché vieta la riorganizzazione del partito fascista. Però un conto è impedire l'organizzazione del partito fascista, un altro conto è costringere con una clausola chi chiede uno spazio pubblico a dichiararsi antifascista, che invece rientrerebbe nella libertà di pensiero che, attenzione, è riconosciuta e tutelata dalla Carta fondamentale. Per questo il centrodestra era pronto a fare ricorso al TAR per incostituzionalità, ma non ce ne sarà bisogno perché non verrà reintrodotta nessuna clausola antifascista. La formula viene calibrata in modo diverso. La clausola introdotta è assolutamente inutile perché non ripudia lo Stato fascista e quindi l'azione iniziale di Possamai, che voleva riprendere la decisione di Variati di introdurre il ripudio del fascismo, è stata superata da una marcia indietro clamorosa. Per questo motivo riteniamo che sia stato inutile partecipare al voto. Temo che il passo indietro l'abbia fatto il centrodestra, nel senso che ieri, non a caso, in Consiglio Comunale non c'è stato neanche un voto contrario dopo tanti proclami, tante dichiarazioni. È una notizia positiva, certo, sarebbe stata ancora più positiva se avessimo visto un voto favorevole. Invece il centrodestra ha snobbato questa formula. Fratelli d'Italia è uscita dall'aula e non ha votato. Lega e Forza Italia invece si sono astenute. Noi ci rivediamo profondamente nei valori costituzionali, certamente nati dalla Resistenza, nei valori europei, nei valori delle carte fondamentali che tutelano i diritti dell'uomo, ma ribadiamo la distanza siderale tra questa amministrazione e le esigenze dei vicentini. Allora il nostro consiglio, il nostro avviso, il nostro stimolo: meno ideologia, più concretezza. La città capoluogo ha bisogno di questo e l'amministrazione non lo sta interpretando. Ed ora linea alla regia per la pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali, vigilia dell'inizio del ponte del 25 aprile segnata dal maltempo, con questo freddo diciamo anomalo che sta frenando le famiglie. Fenomeno inverso invece per l'area delle Terme Euganee. Sentiamo.
Ponte del 25 aprile con luci e ombre per quanto riguarda il turismo. In Veneto le temperature rigide spingono ad attendere l'ultimo minuto per decidere e proprio il last minute sembra invece favorire alcune realtà. È strano che con il brutto tempo aumentino le famiglie che vanno in vacanza, ma è il fenomeno che si sta verificando alle Terme Euganee, dove il maltempo spinge a prenotare alberghi moderni, spa accoglienti e piscine con l'acqua calda che fanno dimenticare freddo e neve di questi giorni. La percentuale di prenotazione nelle strutture termali è del 70%, ma sta salendo velocemente in questi giorni. Noi avevamo già buone prenotazioni prima di queste giornate, un po' al di sotto della media come temperature. Sappiamo che oggi e nei giorni scorsi sono intensificate le prenotazioni, soprattutto italiani, ma anche tedeschi, austriaci, svizzeri. Il 92% fortunatamente ha scelto di stare in Italia e solo l'8% di fare una vacanza all'estero. Il Veneto non si discosta di molto da questi valori, registrando un tasso di occupazione delle strutture delle terme abbastanza elevato sul ponte del 25 aprile, siamo quasi a ridosso del 90% di tasso di occupazione, così come le città d'arte già al 70%. Importante la ripresa di turisti stranieri che alle terme si fermano più a lungo degli italiani per la cura, ma sempre più anche per la prevenzione di malattie reumatiche. I turisti stranieri permangono normalmente il doppio dei turisti italiani e quindi rappresentano una fascia di turisti molto molto interessante, che ci conosce il brand delle terme, conosce le nostre terme, il nostro prodotto fangoterapico. E a Abano Terme si attende conseguenze positive anche con l'introduzione del contributo di accesso a Venezia, con l'obbligo di registrazione, in alcuni casi di pagamento di un ticket da parte dei turisti. Noi abbiamo molti turisti che vengono ad Abano, poi in mezz'ora sono a Venezia, quindi sicuramente è un tema sul quale va fatta informazione, bisogna prendersi carico anche di informare correttamente tutti coloro che poi da Abano vanno verso Venezia, sono tanti, sperimenteremo questa cosa nelle prossime settimane. E vi ricordiamo che domani, in occasione della solenne festa di San Marco, patrono di Venezia, alle 10 Antenna 3 trasmetterà la Santa Messa celebrata dal patriarca Francesco Moraglia in diretta dalla Basilica di San Marco, un appuntamento irrinunciabile per il capoluogo lagunare di suoi fedeli nel giorno di San Marco, che coincide anche con la festa della Liberazione e precede di soli 3 giorni la visita in città del Santo Padre. Appuntamento dunque domani mattina alle 10 su Antenna 3. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo. Arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carni fresche e selezionate di prima qualità, senza uso di antibiotici, direttamente dagli allevamenti locali dei nostri soci allevatori. Bentrovati al meteo. L'area di bassa pressione che si è insediata sull'Italia continua a essere responsabile di qualche episodio instabile. Vediamo dunque il dettaglio per la giornata festiva. Sul Veneto giovedì 25 aprile tempo in prevalenza buono, avremo un po' di variabilità con possibili fenomeni sparsi tra prealpi e pianura. Temperature stazionarie o in lieve ripresa, minime tra 4 e 7 gradi, massime tra 12 e 16 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui in mattinata avremo piogge moderate un po' ovunque in questo caso, a seguire in diradamento con ampie schiarite soleggiate. Temperature minime tra 2 e 7 gradi, massime sui 12-15 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove il sole sarà prevalente con qualche nube e con qualche addensamento innocuo. Temperature minime sui 4-5 gradi, massime intorno ai 17. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carni fresche e selezionate di prima qualità, senza uso di antibiotici, direttamente dagli allevamenti locali dei nostri soci allevatori.